Bene, bene, allora benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova produzione di Veneto Agricoltura Channel attraverso anche Zoom. Ci sono delle persone che ci possono seguire, ci potete seguire anche da Facebook. Noi in questo momento, come vedete dalle immagini, siamo a Po di Tramontana. Dov'è Po di Tramontana? È il centro di Veneto Agricoltura, posto tra la città di Rosolina e l'isola di Albarella, quindi siamo nel comune di Rosolina. Questo è un centro ortofloricolo molto importante, un centro di eccellenza nazionale per tutta una serie di attività appunto orticole e floricole. A fianco a me vedete c'è il dottor Franco Tosini, che è il responsabile per Veneto Agricoltura del centro di Po di Tramontana. Veneto Agricoltura, per chi non lo sapesse, è un'agenzia della Regione Veneto, o meglio è l'agenzia per l'innovazione nel settore primario della Regione Veneto, quindi qua si fa innovazione, qua si fa sperimentazione e oggi in particolare noi vogliamo approfondire un tema che è fondamentale, con questo caldo vi assicuro che stiamo sudando, è quello dell'irrigazione, ma non di un'irrigazione qualsiasi, dell'irrigazione di precisione. L'agricoltura va sempre di più verso la precisione e quindi anche l'irrigazione, quindi la gestione dell'acqua, deve andare sulla precisione per motivi di sostenibilità, per motivi di ottimizzazione e anche di come posso dire, efficacia. E poi dopo ci sono mille altri ragionamenti che quest'oggi noi vi proporremo. Devo dirvi, e vi rubo ancora pochi secondi, che abbiamo messo su, come si dice in Veneto, un ambaradan incredibile, ovvero un'organizzazione veramente molto complessa, lo voglio dire per chi ci sta seguendo soprattutto da Facebook e da casa. Certamente grazie Massimo, ecco, dobbiamo ringraziare Massimo Artusi che è il nostro capo tecnico qui, perché devo dire che qui a Po di Tramontana non c'è una grande copertura, noi lavoriamo in streaming, non c'è una grande copertura e quindi attraverso una serie di impianti sentiamo un ritorno. Prego tutti quelli che sono in Zoom di chiudere l'audio, per favore. Cortesemente ribadisco, chiudete l'audio Zoom per piacere, anche Gaddo puoi silenziare tutti quanti. Allora, dicevo, qui abbiamo messo su un'organizzazione importante da un punto di vista tecnico, telecamere, streaming, per fare questa diretta in modo tale da poter dare la possibilità anche ai nostri corsisti di seguire questa importante realizzazione. Quindi voglio ringraziare Massimo Artusi, ringrazio Giuseppe Vassallo, ma poi anche tutte le realtà di Veneto Agricoltura, quindi a cominciare da Renzo Micheletto, Stefano Barbieri, tutto il centro Po di Tramontana con Franco Tosini e poi dopo ovviamente Michele Giannini, il dottor Giannini, che è il responsabile generale di tutto questo. Penso che a un certo punto avremo anche il nostro ospite, devo dire online, il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua. Ringrazio anche Giustino Mezzalira, che è un po' il responsabile di tutto il settore di ricerca di Veneto Agricoltura. Adesso la cosa si fa lunga con i ringraziamenti, li ho detti quasi tutti, se ho dimenticato qualcuno mi dispiace. Allora, Franco Tosini, che cosa stiamo facendo qui? Quindi velocemente illustriamo la giornata e poi partiamo. Beh, allora innanzitutto buongiorno a tutti e un ringraziamento a tutti quelli che sono collegati in piattaforma Zoom e Facebook. Oggi parleremo dell'acqua, l'acqua a 360 gradi, l'innovazione che ovviamente Po di Tramontana da anni lavora in questo settore, però oggi l'innovazione è dedicata all'acqua, all'efficientamento d'uso di questa risorsa, di questo fattore della produzione che non è illimitato, è un fattore importante, indispensabile per un'orticoltura sostenibile ed è per quello che Veneto Agricoltura ha preso la palla al balzo questa scommessa per lavorare in questo anno, ma direi già dalla fine dello scorso anno con le prime iniziative per far vedere l'innovazione tecnica e tecnologica su questo fattore della produzione, qui in questo caso sull'orticoltura, l'8 e il 22 luglio a Valle Vecchia, rispettivamente Sasserami, sulle colture cerealicole, i seminativi, le grandi colture. Oggi partiremo a fare una carrellata, mostrare tutte le 30 circa aziende che hanno aderito a questa manifestazione. E quindi l'innovazione che propongono? L'innovazione che propongono, da sistemi di microirrigazione, microaspersione, sistemi di semina pacciamatrice, trapianto pacciamatrice con pacciamature biodegradabili,
rinnovabili, quindi sempre sostenibili, materiali che non vengono tolti per poi essere riciclati o per essere utilizzati come rifiuti speciali, ma materiali biodegradabili che si lasciano in campo. Vedremo sensori, vedremo tensiometri, vedremo contalitri, vedremo sistemi a supporto delle decisioni che danno una mano all'agricoltore e al produttore per facilitare questo compito. Ma l'obiettivo è quello di massimizzare l'efficienza dell'uso dell'acqua, quindi fermo restando la produzione quantitativa, cercare di ridurre questo fattore della produzione, e per ridurlo servono tecnologie, serve innovazione. Grazie, hai parlato anche troppo, allora ti mando via perché devi andare con il dottor Lorenzo Benvenuti a seguire le cose. Scusate, io farò un po' da sensale, gestirò un po' tutta l'attività. Il dottor Lorenzo Benvenuti, che ha seguito per noi tutta questa attività, condurrà, diciamo, gli approfondimenti insieme con Franco Tosini per le varie aziende che adesso, le varie innovazioni che ci sono. Con noi ci sarà anche il professor Paolo Sambo, che vi mostrerò dopo, che dell'Università di Padova, e ringraziamo sempre lui e tutta l'Università per la collaborazione, e anche tutte le realtà che con noi collaborano, quindi anche le organizzazioni professionali agricole, l'Ordine degli Agronomi e poi vedrete tutti quanti coloro che si susseguiranno qui su questo palco e sugli altri palchi. Allora prego la regia, cortesemente, non prego niente, devo andare avanti. Benissimo, abbiamo ancora qualche problema, quindi non siamo ancora pronti. Dire che cosa? Dire che questo tipo di attività saranno sempre più frequenti. Anche questa, come posso dire, questa diretta che noi stiamo facendo adesso è innovazione agricola. Sempre di più si farà formazione, si farà divulgazione, disseminazione tecnica attraverso questi sistemi. Qui a Po di Tramontana le giornate saranno sono due, una è oggi che è in diretta streaming, domani invece ci sarà la giornata simile in presenza. Questo perché? Perché ancora usiamo queste formule ibride in un momento in cui appunto cerchiamo di individuare veramente, anche sfortunatamente dobbiamo dire anche grazie al Covid, dobbiamo individuare quali sono le modalità più corrette per cercare di raggiungere il mondo agricolo e trasferire l'innovazione e la conoscenza. Quindi queste sono veramente attività importanti dal punto di vista della divulgazione, allora, e della formazione. Guardo Stefano Barbieri, che è il nostro responsabile di questo settore e che anche lui molto crede in questo tipo di attività.